È stato anche Sir Optimist Day per il club di Agrigento che ieri ha dedicato un'intera giornata alla celebrazione dei diritti umani. Al mattino al liceo classico Empedocle, ieri sera al ristorante Ginger di Carmelo Roccaro. Penso che questa è la parte anche più emozionante e più attiva, no? Abbiamo toccato con mano cosa significa integrazione, cosa significa dignità, cosa significa coraggio. E avere avuto l'opportunità di essere insieme con Mareme e ascoltare la sua determinazione, anche la sua semplicità, è per noi veramente un grande insegnamento come di fatto si passa, come il diritto diventa qualcosa non più solo idealizzato, solo così sulla carta o ragionato, ma è un'esperienza che di fatto porta relazioni, porta umanità, porta armonia. Una serata di racconti e ottima cucina in cui Mareme Cis, pluripremiata chef senegalese, ha raccontato la sua storia lunga e difficile, ma che con incessante impegno e grande bravura l'ha condotta sulla strada del successo. Io questo racconto non solo come un mamma, una donna, però anche di dare anche esempio anche le altre donne che noi dobbiamo sognare e dobbiamo fare realizzare. Come ti trovi qui adesso? Ad Agrigento io mi trovo bene, ad Agrigento io mi sento anche agrigentina perché ci sono i miei figli che sono nati qua, io vivo qua da 15 anni, perché io mi considero come una agrigentina. Grandi soddisfazioni ti ha dato il lavoro? Sì, il lavoro mi ha dato grande soddisfazione, mi ha dato tantissimo, non solo poco, perché mi ha dato anche di essere più, prima sono orgogliosa di me, però adesso di essere di più, anche di essere anche di più molto ambizioso, anche molto per dare anche, come l'hai detto, esempio a alcune donne, che noi dobbiamo farcela, noi donne.